realizzare il comune di Colonia, sulla quale appunto da anni abbiamo in progetto di realizzare una struttura di questo tipo. Allora, partiamo da dove siamo partiti. Nel 2010 noi abbiamo fatto un video per dare un po' l'idea di cosa stiamo parlando. Questa è un'area dove erano accolti migliaia di militari, negli anni, costruita verso la fine degli anni 70, poi abbandonata nei primi anni 90. Si tratta di 80.000 metri quadri complessivi, dove appunto c'erano questi militari, c'era anche la presenza di militari delle forze NATO in una parte, gli americani, e dai primi anni 90 quest'area è rimasta assolutamente abbandonata, non c'è stato nessun progetto, nessuna soluzione di riqualificazione, finché appunto dal 2009 siamo andati nell'amministrazione comunale, abbiamo deciso di individuare in un progetto socio-sanitario un'idea di riqualificazione e valorizzazione dell'area. Ecco, dopo tanti anni che l'area è rimasta abbandonata, la natura si è riappropriata degli edifici e dei piazzali, quindi alberi, siepi, c'è una foresta all'interno. Quando si entra sembra di essere nel film di Will Smith, che sono leggenda. Tutta l'area. Ecco, noi abbiamo acquisito dall'agenzia del demanio un'area di circa 23.000 metri quadri, dei quali 11.300 verranno messi a bando per realizzare appunto destinati alla realizzazione della struttura assistita. E per il resto c'è qualche destinazione in vista per il resto dell'area? Beh, la destinazione complessiva dell'area sarà comunque a uso pubblico, quindi a servizi pubblici. Una parte dell'area verrà usata come magazzino comunale e un'altra parte dell'area, quella sul fronte della strada, che è quella di proprietà, sì, che rimane di proprietà comunale, cercheremo di valutare magari insieme con l'ULSS delle prospettive di progetti sempre legati ai servizi socio-assistenziali o comunque legati alla sanità. Nel 2012, anzi nel 2011, la LULSS 7 ha approvato il piano di zona della non autosufficienza, individuando appunto la necessità nell'area del cosiddetto distretto sud, che è l'area dei comuni sotto la Pontevana, l'individuazione l'assegnazione di 73 posti per anziani non autosufficienti. Quindi, vedete che il distretto sud ha un 41% di presenza, mentre il distretto nord ha un 58%. Per questo la conferenza dei sindaci, nell'individuare questi 73 posti, ha pubblicato un bando e noi abbiamo partecipato con un progetto appunto legato alla riqualificazione dell'area delle caserme e adesso appunto mettiamo a bando questi 11.000 metri quadri. Avanti. Il nostro progetto è stato appunto nel 2012
premiato dalla conferenza dei sindaci, per cui noi siamo assegnatari di questi 73 posti. Abbiamo stimato l'area, come dicevamo prima, la base del valore del testare di 475.000 euro. Abbiamo lunedì approvato in Consiglio Comunale il piano delle alienazioni, quindi questi sono aspetti un po' pratici dell'operazione. Con questa base d'asta mettiamo in vendita l'area con l'onere di realizzare la struttura per anziani non autosufficienti. Vai avanti. Ecco, torno indietro la delibera del Consiglio Comunale di lunedì scorso. E poi la pubblicazione del bando che è avvenuta appunto ieri. Il bando è scaricabile dal sito del Comune di Codogno, www.comune.codogno.tv.it, lo trovate come prima notizia sulla home page, e cliccando sopra questo link vi potete scaricare tutti i dati relativi al bando. Quindi l'invito è a tutti gli investitori, a tutti gli interessati di farsi avanti e di proporsi, perché il settore delle residenze sanitarie assistite in questo momento è un settore che dal punto di vista economico dà delle opportunità